Sandro, sono molto contento di ritrovarti qui in occasione del Premio Masi a San Giorgio in Valpolicella. Lo sono anch'io ed è ormai una tradizione dell'autunno. L'autunno sì. Qui a San Giorgio, in questo borgo. Questo borgo fantastico, ci sono delle vedute meravigliose sui vigneti, sugli uliveti, sul lago di Garda e c'è un castrum medievale davvero prestigioso. Sì, perché non è solo medievale, è pre-romanico, romanico, e devo dire pre-romano e romanico, ecco, ed è il centro storico ma anche culturale e spirituale della nostra valle, e non solo della nostra valle, anche del vicino areale che arriva al lago di Garda da una parte e alla città di Verona dall'altra. Qui difatti ci sono le nostre radici, e non solo le nostre radici ma anche le nostre prospettive. Qua dall'alto si vede e dobbiamo avere una possibilità di mirare al futuro. Indovinandoci probabilmente. Però queste due parole, radici e prospettive, non dobbiamo anticiparle troppo perché le approfondiremo ora. È il momento di entrare nella pieve romanica e scoprire chi sono i premiati di quest'anno. E devo dire che saremo curiosi di sentire anche loro con quali radici arrivano a descrivere le loro prospettive. Buonasera a tutti quanti, buonasera e benvenuti. Benvenuti alla 42esima edizione del Premio Masi. Ho fatto un cambio d'abito tipo David Copperfield e sono qui. Eccoci qui. Intanto voglio salutare tutti i presenti, a cominciare dai premiati con i loro collaboratori, li conosceremo tra pochissimo. Le autorità tutte voglio salutare, così come i membri della Fondazione Masi. E voglio salutare anche quelli che ci seguono, non sono qui presenti in questa straordinaria pieve romanica di San Giorgio in Valpolicella, ma ci seguono sui social, sui canali Facebook e Instagram Masi Wines, oppure sul sito fondazionemasi.com. Saluto anche con calore coloro che ci seguono su Tele Arena. Allora, lasciatemi subito presentare Sandro Boscaini, che invito qui sul palco con un grande applauso, accogliamolo, anche lui con un cambio d'abito al volo. Eccoci qui. Caro Sandro, quest'anno un premio davvero internazionale, sarà un bel viaggio nel mondo. Sì, devo dire in maniera particolare, noi abbiamo le nostre radici e abbiamo i nostri campioni di legame con queste radici che si sono poi fatti valere nel mondo attraverso i premiati appunto del veneziani o delle Venezie, insomma. Ecco, poi siamo andati invece alla scoperta, come facciamo tutti gli anni, grazie alla nostra Presidente e alle giurie che lavorano sodo e bene, di personalità appunto sia per il premio internazionale della civiltà del vino sia per il famoso Grosso d'Oro veneziano appunto, e siamo andati quest'anno in Persia e in Giappone. E quindi insomma scopriremo qualcosa, ma senza anticipare troppo, tanto tra pochi minuti li conosceremo. Allora, caro Sandro, io ti inviterei a riguadagnare la tua postazione, poi tanto ci rivedremo qui sul palco. Dopo aver dato il benvenuto a tutti, certo, anche da parte mia. Certo. Grazie Sandro Boscaini. A tra poco, nel salutare ancora con calorosa partecipazione le autorità. Io intanto vorrei invitare qui sul palco un amico del Premio Masi, valpolicellese doc, il sindaco di Verona Damiano Tommasi. Eccoci sindaco per un saluto, benvenuto, grazie sindaco. Buonasera. Buonasera a tutte e a tutti. Ovviamente è per me un onore essere qui, a pochi chilometri da casa, ma soprattutto a rappresentare la città. Il nome della nostra città è valorizzato dalle eccellenze, e questa è una delle eccellenze. Poi devo dire che il titolo mi ha incuriosito perché noi abbiamo una radice che mangiamo comunemente, che è la carota. E la carota, non so se sapete, che fiorisce il secondo anno, quindi non vediamo mai i fiori. Allora, quando pensavo alle radici e alle prospettive, pensavo che concentrandoci sulle radici non vediamo mai le prospettive della carota. Credo che mi ha ispirato questo aneddoto, e credo che davvero a volte siamo tanto legati alle nostre radici e rischiamo di perdere le prospettive, e credo che invece
serve a volte coraggio, a volte la consapevolezza che le radici servono, ci sono, ma per avere delle prospettive, come diceva Sandro, vedere l'orizzonte, a volte le radici bisogna lasciarle andare. Grazie davvero. Grazie Sindaco. Buona serata. Grazie a Damiano Tommasi, sindaco di Verona, e inviterei qui sul palco un altro sindaco, siamo appunto in una straordinaria pieve romanica, e il sindaco di Sant'Ambrogio di Valpolicella, Roberto Zorzi, è qui con noi. Grazie sindaco, ed eccoci qui. Buonasera a tutti e a tutte, benvenuti soprattutto in questo borgo di San Giorgio, ben descritto prima dal dottor Boscaini, che lo saluto, lo ringrazio anche per quello che ha saputo portare, oltre che nel nostro comune, nella Valpolicella, nel mondo. Con questo premio da anni si portano delle personalità che hanno fatto delle cose, ognuno per le proprie competenze, veramente incommiabili. Quindi un grazie anche alla Presidente della Fondazione, un grazie alle giurie, perché sicuramente un lavoro importante per arrivare a dei riconoscimenti importanti di una taratura di livello mondiale. Oggi la nostra Valpolicella, grazie a questo premio, grazie alle cantine Masi, è conosciuta in tutto il mondo, perché oggi siamo in una pieve, una splendida pieve, la vediamo, è fatta di marmo. Il nostro territorio è soprattutto marmo e vino, ma i vini e soprattutto l'Amarone ci hanno fatto e ci hanno portato in tutto il mondo. Quindi queste premiazioni, che anche questa sera si svolgeranno qua, saranno sicuramente di un segno e di un'importanza veramente mondiale. Grazie e buona serata a tutti. Grazie davvero sindaco, grazie davvero per il suo intervento. Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, non può essere con noi per impegni istituzionali, ma ha inviato una lettera alla Fondazione e per la precisione alla Presidente Isabella Bossi Fedrigotti. Vorrei leggere uno stralcio di questa lettera. Scrive Luca Zaia: il premio, che quest'anno ha come tema conduttore radici e prospettive, dimostra la lungimiranza con cui Masi e la famiglia Boscaini hanno saputo credere in questo progetto di valorizzazione culturale. La cultura e l'impresa non sono infatti due mondi così lontani e separati, anzi si compenetrano e si arricchiscono a vicenda, creando una forte connessione che consente di far crescere un territorio che si distingue anche per una cultura d'impresa fatta di valori, di eccellenze, di amore per la terra e per ciò che produce con il duro lavoro, il vino. È quindi importante il legame che abbiamo con le nostre radici, perché definiscono una comunità e la sua identità che rimane tale anche nel tempo e pone solide basi per il futuro. Nel ringraziarvi per l'impegno costante e profuso per promuovere la nostra cultura, rivolgo a tutti i presenti i miei più cordiali saluti. Luca Zaia. Grazie anche al Presidente della Regione Veneto. E allora il tema, abbiamo detto, è radici e prospettive, due parole che sembrano un po' un binomio quasi in contrasto. In realtà capiremo questa sera che possono stare benissimo insieme. E intanto ve lo voglio far capire facendovi vedere questo video. توجه
Beh, davvero immagini suggestive, ma non solo immagini, anche la citazione finale che ha scritto Isabella Bossi Fedrigotti, presidente della fondazione, che vorrei invitare per un saluto chiedendole perché allora radici e prospettive, presidente. Ma radici e prospettive, come dire tradizione e innovazione. Sì, sto attenta allo scalino. Sì, prego. Sono due termini in contraddizione, però è proprio questa contraddizione che permette la crescita, lo sappiamo, ma Masi lo sa da tempo perché è nel DNA, e anche i nostri premiati mi pare che rispondano tutti Sì. a questo binomio. Io un'ultima cosa volevo dire, noi della giuria ogni tanto ci chiediamo, anzi ce lo siamo chiesti, ma noi siamo bravi oppure fortunati? Perché lo scopriremo tra poco, c'è tanta attualità nei premiati, nell'elenco dei premiati che ora scopriremo. Anzi, la curiosità a questo punto, grazie intanto Isabella Bossi Fedrigotti, presidente della Fondazione Masi. La curiosità a questo punto deve essere soddisfatta perché li conosciamo, qualcosa abbiamo visto già nelle immagini, ma li conosciamo dal vivo. E io inizierei proprio con la proclamazione del Premio Internazionale Masi Grosso d'Oro Veneziano, che ricordo è riservato a personalità che hanno contribuito a diffondere un messaggio di cultura nel mondo, generando quella comprensione tra i popoli che si sviluppa in solidarietà, progresso civile e pace. E lasciatemi aggiungere quanto ce n'è bisogno di questi tempi. La motivazione del premio è questa: per l'alto valore artistico della sua attività di regista e sceneggiatrice cinematografica, con cui ha saputo raccontare come nessun altro la vita quotidiana e le vicende drammatiche del suo paese, e per il suo impegno per la difesa dei diritti civili e della democrazia nella società iraniana. Il premio internazionale Grosso d'Oro Veneziano viene attribuito a Rakhshan Bagnetemad. Benvenuta e grazie. Non è un caso questo bell'applauso, eh? Grazie davvero per essere qui, ringrazio anche Michele Marelli che ci aiuterà ovviamente nella traduzione. Signora Bagnetemad, ovviamente se noi pensiamo alle donne in Iran siamo molto preoccupati. Ha un pensiero, una dedica particolare per questo premio? اولا خیلی خوشحالم که برای بار دوم در شهر زیبا و تاریخی ورونا حضور دارم و نمایش فیلم داشتم. Per prima cosa ci tengo a dire che mi sento molto felice di trovarmi a Verona per la seconda volta nella mia vita, in questa città meravigliosa e piena di bellezza. خیلی متشکرم از هیئت ژوری و از بنیاد مازی که این جایزه رو به من دادن. Ringrazio la Fondazione Masi e i giurati che hanno deciso di darmi questo premio. در واقع این جایزه متعلق به تمام کسان به خصوص زنانی هست که الهام بخش خلق آثار من بودن. Questo premio innanzitutto è riservato e voglio condividere questo premio con tutti coloro, in particolare donne, che hanno costituito una fonte di ispirazione per me nella direzione e nella produzione dei miei film. این جایزه با ارزش و با یاد و احترام سینماگر برجسته ایرانی داریوش مهرجویی که متاسفانه اخیراً قربانی خشونت شد به موزه سینمای ایران میسپرم تا برای همیشه به یادگار بمونه. Ci tengo a dedicare questo premio alla memoria di un grande e importantissimo regista del cinema iraniano, Dariush Mehrdjoui, che
pochi giorni fa è stato violentemente ucciso, e ci tengo a dire che consegnerò questo premio al Museo del Cinema iraniano, così che possa essere conservato alla sua memoria per sempre. Beh, davvero grazie per il momento a Rakhshan Bagnetemad. La prego di accomodarsi alla mia sinistra, con anche Michele Marelli alle spalle. Allora, proseguiamo ora con i vincitori del Premio Masi Civiltà Veneta, che è un riconoscimento a personalità venete per nascita, famiglia o adozione, che si sono distinte nei campi della letteratura, dell'arte, del giornalismo, della scienza, dello spettacolo, dell'economia, e che con la loro opera hanno promosso e valorizzato la capacità della gente veneta nei più vasti campi dell'attività umana, facendosi portatrici dei valori fondamentali di questa terra. Leggo la motivazione del primo premio. Per la sua attività di lessicografo, con cui ha contribuito ad approfondire la tradizione e l'evoluzione della lingua italiana e a diffondere anche presso le giovani generazioni l'idea della nostra lingua come un organismo vivo e in continua evoluzione, che non può essere arbitrariamente deformato né artificialmente conservato, il premio Masi Civiltà Veneta viene attribuito a Mario Cannella. Professore, grazie di essere qui. Grazie a voi. Poi approfondiremo, però quando si dice appunto la lingua non è immobile ma è dinamica e cambia, ci faccio un esempio pratico, cosa vuol dire? Vuol dire che tutto scorre, quindi anche la lingua, insomma, come si diceva. Io quando ero ragazzo andavo al porto di Trieste, perché io sono un veneto triestino. Andavo a vedere i portuali che scaricavano le navi. Sì. Mai avrei immaginato che oggi stiamo scaricando invece i file, un film e così via. Cioè, per lei scaricare... Ecco, scaricare, una volta si scaricavano i bagagli, il camion, il carro, si scaricava anche la coscienza, ma... e anche... Quello anche adesso. Sì, anche adesso. Però è molto interessante. Allora, professor Cannella, grazie. Se vuole prendere posto qui, la seconda sedia, grazie. Poi approfondiremo, vedete come i temi sono molto molto interessanti. Ma introduco il secondo premiato. La motivazione è questa: per la sua attività di ingegnere e l'importanza dei suoi studi, con cui è stato pioniere dell'ecoidrologia, disciplina che studia il rapporto tra l'acqua dei fiumi e le comunità vive, umane, animali o vegetali, con l'obiettivo di una giusta distribuzione dell'acqua, uno dei grandi temi mondiali di oggi e di domani. Il premio Masi Civiltà Veneta viene attribuito ad Andrea Rinaldo. Premio Nobel anche, si può dire, no. E sorvolo sul fatto che lei, che vive di acqua, vince un premio dedicato al vino. Mi dispiace per loro. Vabbè, però sapeva Boscheini che era un'idraulica in casa. Lo sapeva, però lei è veneziano, quindi l'acqua era un po' nel suo destino, o no? Sì, certamente sì. Sono nato e cresciuto a Venezia, sono padovano di adozione da ormai 40 anni, credo. Però Venezia lascia un segno, certamente, un po' naturalmente, perché l'acqua distruttrice, l'acqua salvifica. Insomma, io avevo 9 anni quando vidi l'acqua Granda, che lasciò in tutti il senso che non si sa se questa città meravigliosa sarebbe durata. Per adesso dura, non sono sicuro che possa durare in eterno, come tutto. Ma... A proposito di prospettive. A proposito di prospettive, sì, certo. Non positive. Vabbè, ma approfondiremo tra poco. Grazie, professor Rinaldo, se si può accomodare. Perché vorrei introdurre il terzo premiato. La motivazione è questa: per aver portato al successo un'impresa che da piccola vetreria, erede della tradizione di Murano, è diventata azienda leader mondiale nel settore medicale, con i suoi prodotti di altissima specializzazione per l'insulina, i vaccini e molti altri farmaci. Il premio Masi Civiltà Veneta viene attribuito al presidente Franco Stevanato del gruppo omonimo. Grazie. Presidente. Grazie. A lei e a tutta l'azienda, ovviamente, no?
Visto che voi siete un'azienda proprio legata al territorio ma con una visione mondiale, la domanda secca che le faccio, poi approfondiamo, se tra radici e prospettive dovesse scegliere, cosa è più importante? Cuore e testa nelle radici e grande curiosità e fame nelle prospettive. Beh, insomma, direi perfetto, insomma. Direi sintetico e perfetto, il perfetto ospite nei talk show. Grazie. Grazie. Presidente Stevanato, grazie. La prego di accomodarsi qui sulla destra, perché siamo al premio internazionale Masi Civiltà del Vino, che è dedicato al grande mondo della vitivinicoltura e premia le personalità più rappresentative che hanno contribuito a livello internazionale a esaltare l'antica cultura della vite e del vino. E allora leggo la motivazione: per l'importante contributo alla comprensione e alla promozione dell'antica cultura del vino attraverso il loro manga Le gocce di Dio, capace di coinvolgere anche un pubblico non esperto con una forma di comunicazione originale e del tutto nuova, il premio Masi per la civiltà del vino viene assegnato a Yuko e Shin Kibayashi. Grazie, grazie. Anzi, fatemi sfoggiare il mio arigato gozaimasu. Sono stato in Giappone quest'estate, fatemi fare l'unica parola che conosco. Grazie di essere qui. Allora, intanto vorrei chiedere magari alla signora Yuko, i manga si stanno affermando molto anche in Italia tra i giovani, ma la tradizione giapponese invece viene da molto lontano. 1950年代に、皆さんご存知と思いますが、手塚治虫という、イタリアでも、リボンの騎士とか鉄腕アトムとか、それまでは4コマの漫画をただ同じ絵が並んでいるような漫画だったんですけれども、ドラマのように擬音が入ったり近づいて撮ったり、あるいは遠くから撮ったりっていう映画のような形で表現する形式っていうのが生まれたのが、手塚治虫から始まって、そこから日本の漫画の伝統が始まりました。 Assolutamente, bisogna pensare che la tradizione dei manga risale praticamente già agli anni 50. Probabilmente anche il pubblico italiano conosce molto bene un grande fautore, un grande artista dei manga che era Tezuka Osamu. Sappiamo che in Italia la sua produzione è stata apprezzata tramite alcune animazioni che poi sono state portate qua in Italia, come Astro Boy e La Principessa Zaffiro. Prima del suo contributo, i manga normalmente erano semplicemente delle piccole storie di 4 vignette, poi invece fu lui ad aggiungere gli elementi delle onomatopee, le prospettive, fino a farlo diventare i manga come appunto poi li abbiamo sviluppati negli anni. E tra l'altro nell'accomodarvi chiederei a Shin Kibayashi, sono stato quest'anno appunto in Giappone, c'è un museo internazionale del manga a Kyoto meraviglioso che tutti dovrebbero andare a visitare, no? Questo significa la cultura del manga in Giappone. そうですね、漫画という文化は日本にとってゲームと並んで世界に輸出できる本当に偉大なものの一つだと思ってます。京都の博物館もよく知ってます。僕はそこで講演会やったこともあります。 Certamente la cultura del manga è molto importante in Giappone, come poi anche ad esempio un'altra cultura che si è sviluppata molto era anche quella dei giochi, dei videogiochi. Quindi sono delle culture che noi abbiamo esportato nel tempo e sì, il museo di Kyoto è molto importante da quel punto di vista. Io stesso ho avuto modo di andare lì per delle lectures. E allora vi prego di sedervi, di prendere posto, nel ringraziare anche Giuseppe Gervasio che ci aiuta nella traduzione, anzi ne approfitto, fatemi salutare anche, non li vedete, ma gli interpreti Marina Fracchia e Paolo Maria Noseda, che sono amici del premio Masi e ogni anno traducono il nostro evento in inglese per chi ci segue online, per chi è interessato, e quindi anche un applauso a loro perché ci aiutano moltissimo. Allora, come vedete abbiamo tanti temi molto interessanti da affrontare in questa chiacchierata. Io ripartirei dalla signora Rahshan Bagnetemad. Essere regista e donna e parlare di diritti civili è complicato in Iran?
طبیعتاً چون من سینمای اجتماعی سینمای مورد علاقمه خود این سختیایی داره. سختیای فیلمسازی زن به نظر من در حرفه تفاوتی با مردها نداره، ولی به هر حال وقتی سینمای اجتماعی رو انتخاب میکنیم که با خودش محدودیت‌های زیاد داره، باید بدونیم که مشکلات زیادی هم هست و من با این آمادگی به طرف سینمای اجتماعی رفتم. Allora, quando si parla dell'essere regista e dell'essere donna, occorre evidenziare che nella professione in sé differenze tra uomo e donna non esistono. È evidente che quando però si sceglie il cinema sociale, che è quello che ho scelto io, lì allora le difficoltà cominciano invece a emergere in maniera più evidente. Mi permetterei di farle un'altra domanda riguardo, noi tutti siamo preoccupati a quello che vediamo, ai venti di guerra, e mi interesserebbe sapere dalla sua prospettiva, dalla prospettiva iraniana, come vivete questo momento così difficile. متنفرم از جنگ و متاسفم که در قرن 21 انسان هنوز نتونسته با دیالوگ مشکلاتش حل کنه. آدم فکر میکنه با پیشرفت تکنولوژی و فناوری و این همه پیشرفت تو عرصه‌های مختلف چطور ممکنه که زبان بین ملت‌ها جنگ باشه. متنفرم. Odio la guerra. La domanda che mi pongo costantemente è come è possibile che nel XXI secolo, un secolo in cui abbiamo raggiunto un livello avanzatissimo in termini di scienza e di tecnologia, ancora non si sia trovata una lingua, o soprattutto non si sia raggiunto un metodo che permetta di risolvere i problemi attraverso il dialogo fra persone. Io odio personalmente la guerra. Questa parola odio, sentivo, c'era questa parola ripetuta più volte che risuonava, insomma, è veramente molto efficace. Grazie signora Bagnete, ma io su questo tema della guerra vorrei coinvolgere il professor Rinaldo, che si occupa di opere idrogeologiche per la pace, per avvicinare i popoli, per aiutare i popoli. Purtroppo però sappiamo che addirittura l'acqua a volte è fonte, è causa di guerre. Ma è davvero l'elemento più prezioso che dobbiamo mantenere, e come mai facciamo fatica a capirlo, l'accesso all'acqua? Beh, nella storia umana è sempre successo. Se un lavoro scientifico abbastanza importante, una decina di anni fa, pubblicato su una rivista come Nature, mostrava una correlazione diretta fra i reperti archeologici che mostravano il numero di morti ammazzati in guerre tribali e il livello del lago Kivu. Siamo in Africa. Siamo nell'Africa, ma dove l'avventura dell'uomo, di Homo sapiens è partita. Insomma. Quindi questo è connaturato un po' nella natura umana. Il conflitto per l'acqua, si dice, uno scienziato sociale diceva che il tasso di libertà di un paese è inversamente proporzionale alla lunghezza dei suoi fiumi, proprio perché l'acqua è una risorsa che è strutturalmente contesa fra diverse utilizzazioni. Quindi le guerre dell'acqua sono state per sempre, hanno accompagnato la storia della storia, e l'acqua di per sé sta al centro appunto della metastoria. Devo dire la verità che in realtà alcune delle zone, diciamo, ci sono dei conflitti che sono ancora adesso aperti anche in zone calde del mondo, nella mezzaluna fertile, che è stato l'origine della trasformazione dall'uomo come cacciatore e raccoglitore all'uomo che con la produzione in eccesso di cibo ha cominciato a creare le città, le religioni e quant'altro. Perché? Perché Tigri ed Eufrate nascono in Turchia. Guardi, ho ripassato i Sumeri e i Babilonesi in questi giorni con mio figlio, quindi proprio è alla perfezione. Ma sa quante città sono sparite
perché perché la salinizzazione per la grande civiltà mesopotamica è sparita perché non sapevano come trattare il problema della salinizzazione. È un problema che ha a che fare con le radici. E lo vediamo anche adesso a Gaza. È un problema che ha a che fare con le radici e a che fare con le prospettive. Assolutamente sì. Io salterei da questa parte il professore Stevanato, va benissimo, anche il professore. Usciamo da un'emergenza globale che non vogliamo neanche nominare, no? E che abbiamo conosciuto tutti da vicino. Anche voi come case farmaceutiche siete stati accusati di dire fate profitti su questo, e invece fate farmaci, fate strumenti che sono la salvezza, insomma, e che vuol dire anche il progresso delle persone. Ecco, come rispondete quando vi sentite additare così? Beh, innanzitutto noi forniamo il primary packaging contenitori alle case farmaceutiche, quindi siamo a supporto delle case farmaceutiche. Il settore farmaceutico è un settore che aiuta a migliorare l'aspettativa di vita, e sempre di più ci sono popolazioni in giro per il mondo che non stanno ancora ricevendo trattamenti, dai semplici anestetici all'insulina, agli antitumorali, e c'è sempre di più anche una tendenza a migliorare la qualità di vita. Oggi stanno sviluppando sempre più le case farmaceutiche dei prodotti che ti fanno ridurre il peso, ti tolgono il rischio dell'infarto. Quindi può essere vista in molti modi. Quello che fa il settore farmaceutico, e cerchiamo di far noi con forte umiltà, è proprio di servire con gran qualità, gran serietà, tutto quello che è l'indotto farmaceutico per alla fine migliorare la qualità di vita, l'aspettativa di vita di tutte le popolazioni che esistono per il mondo. Sì, e questo è il tema fondamentale. Se le chiedessi cosa bisogna fare per evitare una situazione che abbiamo già vissuto, le urgenze primarie a livello globale, perché sappiamo ormai che bisogna ragionare quando si parla di salute in termini globali. Ma quello che abbiamo imparato dopo l'ultima tragedia degli ultimi 3 anni col Covid è che la prevenzione, di costruire delle catene di supply chain preventive parallele alle attuali, può aiutare a accelerare la preparazione e il lancio di un vaccino nel mercato. Cosa è stata la lesson learned di tutte le più grosse case farmaceutiche e dei principali stati evoluti? Quella di preparare fin da subito dei centri di ricerca che sviluppano il vaccino in modo molto più tempestivo, ma soprattutto una catena che dopo vada a fare la produzione del primary packaging, il riempimento e la distribuzione in tempi molto più veloci, con l'obiettivo, se dovesse succedere una crisi come questa, di ridurre il numero di persone che possono morire. Ma speriamo di no, incrociamo le dita. Allora, se torniamo al tema radici e prospettive, io credo che meglio di un lessicografo nessuno ci può spiegare che cosa significa, perché la lingua è proprio sinonimo di radici. Dante, Boccaccio, dimentico qualcuno, professore? Beh, sì, direi di sì. Direi di sì. Beh, ne ho citati 2, insomma, le radici. E poi la prospettiva. Adesso arriva l'intelligenza artificiale, i computer, i social. Ecco, allora tra queste 2 tematiche, radici e prospettive, una lingua come si muove? Ma, come ha detto lei, le radici della lingua sono tante, sono i famosi 3 corone, no? Dante, Petrarca, Boccaccio, e poi Pietro Bembo, che peraltro valutava positivamente Petrarca per la poesia, e Boccaccio quello delle cornici, e meno Dante, che usava spesso, secondo Bembo, un linguaggio più basso e più popolare, cosa che sappiamo bene, e poi Galilei, e poi Manzoni, che andò a risciacquare i panni in Arno, ecco. E poi ci sono le radici dei vocabolari, perché la lessicografia è un mestiere di frontiera, io l'ho detto più volte, nel senso che il lessicologo studia la lingua, il lessicografo la studia, ma ha lo scopo di fare dei vocabolari, quindi è un mestiere di frontiera tra lo studio del lessico e il grande pubblico che usa i vocabolari. Ecco, noi ci siamo posti questo problema soprattutto dopo gli anni 90, perché io ci lavoro da oltre 40 anni, e all'inizio i vocabolari erano quelli, insomma, e l'uso era quello, poi ha cominciato a cambiare, e negli ultimi 20 anni è cambiato tanto.
e quindi le nostre prospettive sono in ballo con le prospettive in generale di una cultura e di un mondo, come ha detto lei, l'intelligenza artificiale, i social, difendere il valore di un vocabolario rispetto all'uso come dire, in Google di cercare la parola, ma il vocabolario è un vero e proprio libro che va letto in quanto tale. Le dirò proprio questo. Qualche giorno fa, in maniera molto preoccupante, una mia collega che è mamma è arrivata in redazione e ha detto: mia figlia mi ha chiesto il vocabolario perché domani ha il tema, però mi ha anche detto: mamma, come si legge un vocabolario? Ma hanno difficoltà con l'ordine alfabetico spesso i ragazzi. Come si usa? Hanno difficoltà. E questo non è una bella prospettiva, anche per il suo lavoro di lessicografo. Sì. Ma noi ci diamo dentro e vediamo di tenere botta, come si dice. A proposito, grazie professore Cannella, a proposito di... insomma, un linguaggio che abbiamo scoperto molto legato alle radici e alle tradizioni è il manga, almeno in Giappone. Il Giappone è così. Vorrei sapere come nasce l'interesse per il vino, cioè unire la vostra arte al vino, che non è proprio la bevanda tradizionale giapponese. Non so chi vuole rispondere, se Yuko o Shin. 確かにワインは日本ではそれほど当時飲まれてなかったんですね。僕らはでもワインが大好きで、若い子から飲んでいて、である一つのワインをきっかけにワインに非常にはまってしまって、で姉と2人で別の漫画の仕事、原作者なんですけどもをしながらワインを飲んでいたんですね。でその時お互いにそのワインのイメージみたいなものを人に例えてみたり、自然の光景に例えてみたりしながら語り合ってたんです。である時ふと僕思ったんですよね。これもしかしたら漫画になるんじゃないかな。僕らが感じているようなものを飲み手が全然世界の、端っこにいる人でも同じように感じることができるんだったら、全世界の共通言語のようにワインを用いて、それを漫画として取り入れて全世界に日本だけじゃなく伝えることができたら夢のような話だななんて、そんなところから始まった漫画です。Sì, è vero, in effetti in quel periodo in Giappone di sicuro non si può dire che il vino fosse la maggior bevanda alcolica bevuta, però noi avevamo comunque avuto l'occasione di partecipare a delle degustazioni e appunto avevamo poi scoperto in particolare un vino e questo era diventata per noi, per me e per mia sorella, un'opportunità per cominciare a parlare del vino, cioè noi in quel momento in realtà ci stavamo occupando di un altro manga, però quella è stata un'occasione. Conoscere questo vino ha fatto sì che noi volessimo parlare dell'immagine che questo vino creava nelle nostre menti, e a volte questa immagine poteva essere ad esempio il ricordo di una persona, altre volte poteva essere quello di un panorama naturale, e ecco, alla fine cercavamo di dare questa immagine visiva e abbiamo pensato, ma forse questa stessa immagine può essere poi trasposta in un manga. Probabilmente tante persone che poi bevono vino hanno la possibilità di percepire le stesse cose, e forse quindi questo può diventare, il linguaggio del vino può diventare un linguaggio comune, il linguaggio mondiale, e questo è stato il sogno che noi abbiamo visto e che poi è diventato lo spunto per la realizzazione di questo manga. E tra l'altro io aggiungo, perché magari non lo sappiamo tutti, hanno venduto milioni di copie con il loro manga, cioè non 50.000, 100.000, ma davvero milioni di copie. E qualcuno mi ha anche detto che avete una collezione di vini invidiabile, di bottiglie proprio, cioè quindi è diventato un amore anche personale oltre che professionale. そうですね、2人合わせて4000本ぐらい常にあって、で毎日毎日飲んでますから減るんですけどまた買い足してるんですよね。だから本当に減ることがなくってずっとどんどん増える一方で、飲んでるんですけどどんどん増えていくんで不思議ですよね。そういう本当に漫画の世界で
これをねなんか世界中に伝えることができるようになってきて、僕らにとっては夢のような話になってるんですけども、神の雫というタイトルがね僕ボーンと降ってきた時に、まさかここまでね大きい漫画になるとは正直思ってなかったです。だけども皆さんのおかげでなんか世界中に漫画が読まれてドラマにもなり、これからもいろんなことが起こると思うのでぜひ楽しみに待っててください。Sì, è vero, al momento noi abbiamo una collezione di circa 4.000 bottiglie e comunque le beviamo tutti i giorni, però nel berle continuiamo anche a comprare, quindi la cosa incredibile è che noi continuiamo a bere tutti i giorni ma la collezione continua ad aumentare lo stesso. E poi il fatto che comunque questo manga adesso sia diventato così una sensation internazionale, mondiale, è qualcosa che per noi davvero era un sogno. Quando avevo pensato inizialmente al titolo, che appunto vuol dire le gocce di Dio, non immaginavo che sarebbe stato qualcosa che sarebbe poi diventato così grande nel tempo, e questo appunto è grazie anche a tutti i lettori, a tutti coloro che poi hanno visto anche la versione televisiva, e sappiate che comunque adesso oltre alla versione televisiva ci sono altri progetti che siamo sicuri e speriamo che vi piaceranno. E altre bottiglie. Allora più tardi andrei anche dalla signora Yuko. Vorrei intanto ricoinvolgere sul tema delle radici Franco Stevanato, perché vostro nonno ha creato una soffieria nel dopoguerra, quindi senza ripercorrere tutte le tappe, da lì poi siete diventati un gruppo internazionale, quotati a Wall Street, siete anche in Giappone. Sì, abbiamo una filiale. Esatto, sì. una filiale in Giappone. Allora, che cosa rimane però del legame vero con la soffieria, con la terra, col Veneto? È un po' la battuta che ho fatto prima, lo slogan, no? Il cuore e la testa. Cioè, il nonno è partito a Mestre, dopo si è spostato col papà a Piombino Dese. Oggi a Piombino Dese abbiamo il quartiere generale, sviluppiamo tutte le strategie per cercare di abbracciare tutto quello che è il potenziale di sviluppo che il settore farmaceutico avrà nei prossimi 10 anni. E siamo lì e siamo riusciti a costruire in questi 75 anni una forte cultura, e quindi rimarrà sempre il cuore, la testa pulsante a Piombino Dese, come dicevo prima, però con una fortissima curiosità e ambizione di conquistare tutto quello che il mercato farmaceutico ci potrà dare. Quindi quello che facciamo è riuscire a coniugare le ricette classiche del nonno, dobbiamo lavorare molto sodo tutti i giorni. Quello che adesso cerchiamo di fare con papà e mio fratello però è circondarci di persone molto forti che ci diano una mano a guardare quello che sarà il futuro nei prossimi 10 anni. Insomma, a proposito di prospettive, no? Quindi si possono tenere insieme questi due concetti che sembrano antitetici, ma stiamo scoprendo che non è così. A proposito di prospettive, professor Rinaldo, prima ci ha un po' preoccupato, non è la prima volta che lei dice che Venezia, la sua città, la città di milioni di persone nel mondo, è, posso dire, a rischio? Ma certo, cosa è urgente fare? Cioè, perché andrà salvato? Nel giro di 100 anni il livello medio del mare metterà almeno di un metro. Allora lei potrà ascoltare mercanti di dubbio che le diranno sì ma questo, sì ma quello. La realtà è che questo accadrà, e la realtà è che il cambio climatico è su di noi ed è colpa nostra. Allora, con un metro di mare in più, se non cominciamo a pensare a Venezia fra 100 anni adesso, la città marcirà, cadrà a pezzi, non ci sarà più laguna, non ci sarà più nessuna... Cioè, se anche le barriere mobili che sono state costruite per difendere la città, in un tema che ha impiegato 60 anni della nostra attenzione, pur essendo banale concettualmente, cioè se il problema di Venezia era quello della difesa delle acque eccezionali, era evidente, non poteva essere un'alternativa a quella che poi si è scelta, cioè l'interruzione del rapporto fra la laguna e il mare. Ma oggi, fra 100 anni, cosa fare di Venezia? Non lo sappiamo. Allora la necessità e l'urgenza che abbiamo fatto anche come istituti di cultura veneziani, appelli all'allora primo ministro Draghi, ma cioè, la sensazione che vogliamo generare è che il ripensamento di Venezia, così come il ripensamento della difesa idraulica del territorio, così il ripensamento di che cosa accadrà a proposito di materia delle piene e delle siccità, è un tema che deve generarsi una coscienza collettiva del fatto che questa urgenza è su di noi, non possiamo girare la testa dall'altra parte, e l'inazione è letale.
Esatto, alienazione. E invece se ci spostiamo in altri continenti, lei prima ha citato l'Africa, ci sono tantissimi continenti in cui il problema dell'acqua è proprio la carenza, la mancanza d'acqua. Tant'è vero che si parla anche della necessità di riconoscere i cosiddetti migranti per situazioni di catastrofe umanitarie, di siccità. Che tipo di prospettiva ci dobbiamo aspettare? L'Africa è il simbolo delle nostre responsabilità per 1000 ragioni. Uno studioso, Jonathan Ledgard, che è stato per molti anni il corrispondente dell'Economist della Nairobi, dice che nel giro di 10-15 anni, mentre stiamo parlando, 800 milioni di africani vivranno in città che oggi non ci sono. Allora, è difficile immaginare pontificare noi nord del mondo sul fatto che chi comincia a stare meglio non dovrebbe immettere gas serra al 1,5 miliardi di indiani che cominciano a usare il condizionatore. Guardi, forse è meglio che lei non lo faccia. Non siamo credibili. Quindi l'idea che io ho è che dove la mitigazione, cioè la risoluzione dei problemi, la riduzione delle concentrazioni di gas serra, non è fattibile. Dobbiamo fare adattamenti, cioè dire, supponiamo che le cose vadano da così a peggio, la legge di Murphy, dicono gli ingegneri. Se una cosa può andare male, va male di sicuro, questo accadrà. Guardiamo avanti e cerchiamo di dire cosa possiamo fare per adattarci a questa situazione. Venezia è un caso di specie, può diventare un caso di specie in tutto il mondo. Di cosa si deve fare a fronte di un cambiamento climatico quando l'ambiente costruito, che è il gioiello che tutto il mondo ammira, non è rilocabile, non solo le Andaman, le Nicobar o Bali dove portiamo via la gente e le mettiamo da un'altra parte. Sì. Anche il Tuvalu leggevo, che sentivo che nel giro di pochi decenni sparirà, perché lì l'altezza è proprio... Ma non possiamo dire aspettiamo a vedere cosa succede, non lo possiamo fare, questo lo dice la scienza. Però non lo facciamo, e questo è il dato di fatto. Io vorrei sapere invece dalla signora Rakhshan Banyetemad le radici, che cosa significano per lei. La cultura persiana è una cultura millenaria, è una cultura profonda, è una cultura molto molto importante. Le radici per lei cosa sono? ریشه ها مجموعه تمدن، فرهنگ و تاریخ هر ملته و ریشه ها پاره نشدنی هستند. حتی با هر فاجعه جنگ و خشونت و درگیری و ریشه ها همیشه هستند. Le radici sono l'insieme delle culture, delle tradizioni, delle lingue dei popoli che costituiscono, diciamo, il nucleo irrinunciabile e che non si può strappare assolutamente, e quindi sono un qualcosa di irrinunciabile. Sì. E ha citato la parola lingua, professor Cannella, tra le radici, la parola lingua. Io le voglio farvi vedere un simbolo della lingua. Voi credo possiate vederlo qui, professore. Eccolo qua, la schwa. La schwa. Sapete questo simbolo? Sì, tutti la potete vedere lì, noi la vediamo qui. Questa come definirla? Lettera? No, non si può dire lettera, fonema. Un simbolo fonetico. Un simbolo fonetico che secondo alcuni andrebbe messo alla fine delle parole per non caratterizzarle con il genere né maschile né femminile, ma metterlo, no? E suona un po' tutto, no? Con questo suono gutturale finale. Lei da lessicografo la vedremo nei vocabolari prima o poi, la schwa? No, la schwa è definita nel vocabolario, è una parola di origine ebraica che vuol dire proprio nulla, niente, o qualcosa del genere, se non ricordo male, che poi attraverso il tedesco da Sheva è diventato schwa, e noi lo registriamo nel vocabolario come una proposta, perché lo schwa in realtà è un simbolo fonetico che è usato anche nei vocabolari in alcuni casi. Per esempio, se la memoria mi aiuta, nel dialetto napoletano, o anche nell'inglese mi pare, che computer, quella vocale finale non si pronuncia, computer, oppure in napoletano mammet.
Mamma, Infatti molti dicono che la Shoah richiama, dice come si pronuncia? Come in napoletano. Si parla un po'. Ho capito, però il napoletano fa parte di un dialetto che ha una struttura comprensibile. Nel vocabolario noi lo citiamo come proposta per superare dei problemi di identità di genere e per non usare il cosiddetto maschile non marcato, come la questione dell'asterisco, no? I visitatori, visitatrici, però io personalmente non lo uso, riferisco il parere per esempio del Presidente della Crusca che è contrario, nel senso che all'uso, poi vedremo nella pratica, i lessicografi del futuro decideranno in base all'uso, perché la realtà che guida poi alla fine il vocabolario è l'uso delle parole. Questo è interessante, cioè una lingua come cambia perché tutti iniziano a utilizzare, non so, un termine. Vi ricordate qualche anno fa che c'era questo odioso petaloso? Petaloso. Sì, no, in realtà non è odioso. Cioè, noi abbiamo spesso un problema di orecchio. Certe parole ci sembrano odiose perché non le conosciamo. Pensi al femminile delle professioni. La sindaca anni fa non era accettato. Adesso è molto comune. E così tante altre, ma abbiamo messo il femminile anche negli alpini, non so, i generali dell'esercito, quindi colonnelli. La lingua cambia perché diciamo la popolazione inizia a utilizzare. È l'uso, esatto. Poi naturalmente il lessicografo valuta se quest'uso ha delle radici, se si conferma nel tempo, ha una sua qualità ragionevole. Quindi il mestiere del lessicografo ha un minimo di distacco rispetto alla realtà che avviene, cioè, per evitare che vengano inserite forme e termini effimeri che durano lo spazio di 6 mesi, un anno, poi nessuno. Petaloso non era una brutta parola, inventata da un bambino. Fare un inventata da un bambino, sì, ecco. Però in realtà non è stata usata, cioè è stata frequente nei giornali perché si parlava della parola, ma non perché veniva usato. E quindi abbiamo deciso di non, al momento, di non. Però è una bella responsabilità, cioè capire quando un termine si sta davvero imponendo in una società che facciamo costantemente. Oppure no, sì. Insomma. È un bel lavoro. Interessante. Difende giustamente, grazie professor Cannella. Io vorrei tornare ai nostri amici, fratelli Kibayashi, magari chiedere a Yuko, quando voi avete iniziato a parlare di vino, di cultura del vino nel manga, il successo è stato immediato? C'è stata una risposta del pubblico immediata oppure all'inizio no? 最初は全く成功するとは思ってませんでした。私たちワインを好きでしょうがなくって、そこから始まったお話なので、自分たちと同じようにワインがみんなが好きかどうか分かりませんので、成功するかどうか最初は分かりませんでした。で、ただ、日本の場合今インターネットでワインを買うっていう人がすごく多いんですね。それで、私たちが最初にまず安いワインを素晴らしいと褒めた時がありまして、それをインターネットの酒屋が一斉に今始まったホットなワイン漫画がこんなこと書いてるって一斉に盛り上げてくれて、それで一気に知名度が高まっていったっていうのはまず日本の国内での人気のきっかけになったんです。Allora devo dire che innanzitutto noi inizialmente non credevamo che avremmo avuto così tanto successo. Quello che succedeva è semplicemente che noi avevamo questo grande amore nei confronti del vino, però non ci rendevamo conto di quanto la gente attorno a noi potesse comunque essere interessata a questo argomento, appunto al vino stesso. Non sapevamo se avremmo avuto successo. Quello che succede però è che in Giappone era già al tempo, c'erano molto le vendite su internet e queste vendite su internet erano presenti anche per il mercato enologico, quindi anche per il vino. E noi all'interno dell'opera avevamo lodato in particolare un vino che aveva questa qualità di essere molto buono e al tempo anche di avere dei prezzi contenuti. E una piattaforma di vendita su internet disse: guardate che adesso c'è questo manga che ha lanciato, che ha proposto questo vino, e tutto a un tratto, quindi sia la visibilità del manga sia anche di quel vino in particolare crebbe esponenzialmente. Tantissimo. Io sono curioso di sapere chi apprezza di più il vino tra i fratelli, se è rosso, se è bianco, se sono meglio i vini francesi o italiani. Ecco, Sandro Boscaini, attenzione, no, visto che hanno 4.000 bottiglie, attenzione alla risposta,
si scrutano per cercare di trovare, di uscirne diplomaticamente. So che conoscevano anche il Campofiorin, oltre che la Maroni, ovviamente. Gli ho suggerito la risposta. ワインっていろんなオケージョン、例えば季節とか自分がこう嬉しい時とか落ち込んでる時とかで選ぶワインって違って、私イタリアワイン夏のすごい暑い時にイタリアの赤ワイン飲むのが好きなんですね。なんかこうイタリアの陽気さみたいなのが伝わってきて、なんかこう暑さが吹き飛ぶというか。で冬の寒い時にちょっと一人で飲みたいなって時にフランスの赤ワインなんですね。だそうやってなんていうかこう生活のシーンに合わせて選んでいく、好きなワインってその自分の気分とか季節とかそういうので変わっていくので、そういうイタリアとフランスはそうやって飲み分けてます。Va detto che il vino, per quello che concerne me, è qualche cosa che cambia a seconda di quella che può essere ad esempio la stagione o il mio stato d'animo, se ad esempio sono felice o se mi trovo in un momento triste. Per esempio nelle giornate calde d'estate a me piace tantissimo bere il vino italiano, perché quel vino tutto a un tratto fa sparire il calore grazie a quella forte allegria, grazie alla luminosità che appunto ha l'Italia e il vino italiano. Mentre invece magari nei momenti in cui invernali in cui voglio bere qualcosa da sola, allora magari scelgo un rosso francese. Quindi ecco, in realtà tutto dipende dalla scena di quel momento, da quella stagione, da quello che è il mio mood di quell'istante. A seconda di questo poi appunto è diverso il vino che una persona vuole in quel momento, con la quale vuole accompagnare un certo momento. Direi un grande applauso alla diplomazia giapponese. No, noi abbiamo ancora qualche minuto. Posso chiedere un giro veloce sul tema prospettiva? Ognuno nel proprio campo, se vuol pensare a un aggettivo, a una sfida. Stevanato, se io dico prospettive, lei cosa mi dice? Ambizione, opportunità. L'imprenditore giustamente, no? Che vede... Per riuscire a portare avanti questo bellissimo viaggio che è partito nel 1949 e l'obiettivo è riuscire a portarlo avanti nei prossimi decenni. Questa è la prospettiva. Ripartiamo dalla signora Bagnete, ma prospettive per il suo lavoro o per l'Iran, quello che crede. امید و از دست ندادن امید مهمترین چیز. La speranza e il non perdere la speranza, questa è la cosa più importante. Direi assolutamente di sì. Professor Cannella, possiamo fare un applauso. Professor Cannella? Andare avanti nel lavoro per vedere come va. Lei è proprio sono attaccato. molto curioso. Sì. Professor Ingegner Rinaldo. No, per me deve essere la coscienza che le prospettive non sono uguali per tutti e che, ad esempi banali, la siccità che ha colpito l'Italia per diversi mesi l'anno scorso, tra l'altro con una rapidità del ciclo fra siccità e piene che non può non preoccupare, ma non ha colpito l'Italia in maniera uniforme. Cioè il sud dell'Italia è stato in un periodo di particolare ricchezza d'acqua, mentre il nord dell'acqua faceva fatica. Racconto sempre agli studenti che se uno guarda dall'alto la zona del più arida al mondo, che è un angolo del deserto del Sahel, dove non piove una goccia d'acqua da più di 35 anni, lei la guarda da lontano e vede dei fiumi che solcavano quelle terre una volta 20-30 mila anni fa. Allora l'idea è che nella prospettiva noi dobbiamo tenere presente che le prospettive non sono uguali per tutti, sono molto eterogenee nello spazio e nel tempo e le buone fortune non durano nell'eterno. L'ho detto anche a Re di Spezia, guardi che lei è pieno d'acqua adesso, guardi proprio che può non durare. Accidenti. E allora le prospettive invece per i fratelli Kibayashi, immagino vendere altri milioni di copie, aumentare la cantina di 4.000 bottiglie, ma altre prospettive invece? そうですね、今日本でワインが作られ始めていて、前からあったんですけれども非常にいいものができてきている。なんかそういう日本の漫画とか日本のそのワインとかを世界に紹介するようなこともできたら面白いかなと今思ってますけどもね。
Certo, va detto che adesso ad esempio anche in Giappone comincia a essere prodotto del vino e finalmente comincia a essere prodotto del vino che si può definire come interessante. Pertanto certo sarebbe anche bello se in un futuro prossimo noi potessimo anche presentare il vino giapponese al mondo. Bello. Allora un'ultimissima curiosità con Yuko sul manga, proprio come si crea? È più difficile la parte del disegno? È più difficile la parte della creazione dei testi? E come vi distribuite il lavoro? まあ、私たちはシナリオを書いているんでシナリオの方が難しいと言ってしまいますけれどもシナリオも難しいですけどもそのシナリオを、絵を描く人が解釈してくれるっていうかそのお互いの関係性がすごく大事でそういう意味では絵を描く人の、もう難しいんです。でも私たちはシナリオを書くのでシナリオの方が難しいと言っておきます。 Beh, noi due ci occupiamo solo della sceneggiatura e quindi ovviamente dirò subito che secondo noi la parte più difficile è quella della realizzazione della sceneggiatura. Però ovviamente la cosa importante è una volta avere scritto questa sceneggiatura è far sì che chi si occupa della parte artistica interpreti esattamente ciò che noi abbiamo scritto. Quindi è anche molto importante avere una giusta relazione, un giusto rapporto con chi appunto si occupa della parte artistica. Probabilmente appunto chi si occupa della parte grafica dirà che è più difficile, noi tendiamo a dire che invece è la nostra parte quella più complessa. Mi sembra giusto. Vogliamo allora fare un grande applauso a tutti quanti perché mi sembra che siano emersi temi molto interessanti, attuali. Io mi sposto un attimo qui al centro perché adesso è il momento di consegnare per conto della famiglia Boscaini un riconoscimento speciale che è la targa Giorgio Boscaini che la famiglia riserva a chi ha collaborato per lungo tempo e con particolare intensità alle proprie attività, incluse quelle di Masi ovviamente, e alla distribuzione dei prodotti. Per questo vorrei intanto che il presidente Boscaini, vicepresidente della fondazione, ma presidente della Masi, insomma, mi raggiunga. Grazie. Grazie. So che quest'anno viene attribuito questo riconoscimento a persone molto care che hanno contribuito a valorizzare la Valpolicella in maniera importante. Certamente. Io devo dire, devo ringraziare queste persone, ma anche faccio una semplice considerazione, che molto spesso quando si parla di sostenibilità uno pensa a una vera sostenibilità, è quella ecologica, ma non è solo quella ecologica, quella è una sostenibilità importante. C'è poi quella sociale e c'è quella economica. Quella sociale forse è la più importante, è quella che crea le catene. Nessuno di noi è capace di vivere da solo, certo, di produrre da solo, di distribuire da solo, di godere da solo. Ecco, per cui la collaborazione è il sale della vita ed è la possibilità che abbiamo di sviluppare. Noi, devo dire, lo riconosciamo nei nostri collaboratori e riconosciamo questa loro fedeltà, ma nel senso vero, fedeltà a quello che pensiamo noi e avere un unico obiettivo assieme a noi. Quest'anno andremo a dare questo premio che ormai consegniamo da parecchi anni a 2 collaboratori esterni, nel senso che sono promotori della vendita dei vini della Valpolicella, dei vini veronesi e dei vini nostri in Italia. Allora, collaborano con noi da decenni. Beh, insomma, allora leggerei la motivazione ufficiale. Per la pluridecennale collaborazione con la famiglia Boscaini e per aver contribuito al successo del marchio Masi in Italia, chiamiamo sul palco Davide Arrigoni di Lecco e Maurizio Edegno De Blasis dell'agenzia Motta De Blasis di Roma a ritirare la targa. Dove sono? Ecco, prego. C'è un microfono. Ecco, perché una battuta va fatta, insomma, dovete dire che siete molto onorati. Chiederei a Sua Eccellenza il Prefetto se fosse così cortese di essere lui a riconoscere questi nostri collaboratori. Grazie. Allora, la targa in realtà è qui alle spalle, Prefetto, ed è una targa bottiglia, tra l'altro artisticamente. Una bottiglia targata. Una bottiglia targata, insomma. Buonasera a tutti, grazie mille. Sono molto orgoglioso, grazie per questo riconoscimento e volevo ringraziare
davvero il dottor Sandro, la famiglia Boscaini, tutta la Masi, per la vicinanza e il supporto che ho sentito e che loro mi hanno dato in questi 25 anni di collaborazione. Grazie davvero. E allora, prima targa bottiglia, prefetto, se gentilmente. Grazie. C'è anche un momento della foto, consegna, fotografi, eccoci qua. Grazie davvero. Buonasera, volevamo ringraziare con mio padre la Masi e la famiglia Boscaini e condividere il premio con tutta la squadra di Masi Italia che tutti i giorni ci aiuta. Grazie. Bene. Grazie a te. Grazie. Arriva anche la seconda bottiglia, se vuole Sandro, se vuole Presidente lei consegnarla, alle sue spalle è arrivata la targa bottiglia o la bottiglia targata. Complimenti davvero a Davide Arrigoni e Maurizio Degno De Blasis, davvero grazie, e grazie al signor Prefetto per questo momento. Allora Sandro rimanga qui, diamo il microfono perché siamo giunti al momento della cerimonia della premiazione, ovvero la consegna, no? Certo. La consegna delle bottiglie di Amarone che simboleggiano la botte che i premiati hanno firmato. C'è anche credo un video, devo dire poi per rispetto assolutamente della cultura della signora Rahshan Bagnetemad, lei non ha partecipato alla cerimonia della botte, non è entrata nella cantina Masi. E questa è la firma della botte che abbiamo raccontato tante volte, Sandro, richiama quella tradizione, rito antico attraverso cui si compravano le botti perché si firmavano, no? Che a qualche anno, come ha il sottoscritto, si ricorda che prima di vendere il vino in damigiane, prima di vendere il vino in bottiglia come si fa adesso, si vendeva in fusti, e appunto anche gli stranieri, ma anche i nostri di Milano o di Torino, venivano ad acquistare le botti di vino che poi trasferivano invece in damigiane o in bottiglie nei loro luoghi di origine, e l'acquisto era ratificato con una firma in gesso sulla botte. Questa è la mia botte, quella che intendo acquistare perché mi piace. Ecco, ed è un rito che abbiamo rimesso in funzione, perché io me lo ricordavo nell'immediato dopoguerra, ero un bambino e vedevo questi tedeschi che venivano e acquistavano svizzeri, facevano delle gran mangiate, stavano qua mica come oggi che si fa una mail ed è fatto l'affare. Ecco, queste sono le immagini della firma. Allora io vorrei invitare, siamo in tanti, per cui magari invitare ad avvicinarvi nella zona palco per la consegna dei premi, intanto la Presidente Isabella Bossi Fedrigotti, il segretario della Fondazione Marco Vigevani, i membri della Commissione Premio Civiltà Veneta Stefano Lorenzetto e Paolo Possamai, e il membro della Commissione del Premio Internazionale Civiltà del Vino Federico Castellucci. Possiamo fare un applauso a tutti, li accomuniamo e li mettiamo qui. Io mi sposto un po' di lato perché adesso c'è la consegna appunto dei premi. E allora il premio internazionale Masi Grosso d'Oro veneziano, ripetiamo, va a Rahshan Bagnetemad e consegna il premio Marco Vigevani. Se può la signora Bagnetemad venire in centro con Marco Vigevani per consegnare il premio, e poi la tradizionale foto ovviamente di rito. Grazie davvero a Rahshan Bagnetemad e complimenti. Vale. È come l'inaugurazione della bottiglia. Grazie davvero. Adesso lo ricomponiamo. Grazie ancora a Rahshan Bagnetemad, grazie a Marco Vigevani. Passerei al premio Masi per la civiltà veneta al professor Mario Cannella e consegna il premio Stefano Lorenzetto, eccolo qui, grazie. Grazie professor Cannella e Stefano Lorenzetto, ecco qua. Come collaboratore dovrei berlo io. Con grande piacere. Io dovrei dire una parola su questo sito. Certo. Prego. Brevissimo. Avere un microfono, adesso arriverà un microfono. No, arriva. No, io sono una voce abbastanza tonata. Allora, oggi compierebbe 100 anni Giulio Nascimento, che era un giurato del premio Masi.
Alla domenica facevamo delle chiacchierate di un'oretta al telefono e mi ripeteva spesso questa frase: Stefano, l'unico libro di cui non ti stancherai mai è il vocabolario. Allora io, che come dicono a Napoli con le parole ci ho campato la famiglia, 12 anni fa sono andato a trovare il notaio delle parole. Ne è nata una sorta, non direi di amicizia, ma possiamo dire di amicizia, bene, questo mi onora, e sono diventato, a titolo del tutto gratuito, un suo rompiscatole, perché mando segnalazioni di nuovi di neologismi e anche di qualche rarissima assenza che riscontro nello Zingarelli. Facciamo delle discussioni col gruppo, eccetera, questo mi onora molto. Ma la cosa più bella è che ho scoperto che la parola salva la vita, perché io il 29 novembre dell'anno scorso mi sono diagnosticato da solo all'alba un ictus. Ho guidato l'auto fino all'ospedale di Negrar, in Valpolicella, dove mi hanno salvato la vita. Dopo avermi fatto la risonanza magnetica, questo non gliel'ho mai raccontato, il neurologo, con un codazzo di medici, infermieri, io ero steso sul lettino, viene lì e dice: lei c'ha un infarto cerebrale in corso. Non è che sia una cosa bella da sentirsi dire. In particolare dice ce l'ha le arterie a pettine della parte destra del cervello. Però dice è stato fortunato perché le ha colpito l'area della parola e non quella del vocabolario. E io con un filo di voce ho detto: come collaboratore psicografico dello Zingarelli escludo che mi potesse cogliere un'evenienza del genere. Quindi lei mi ha salvato la vita. Grazie a Stefano Lorenzetto e complimenti al professor Cannella. Foto di rito, microfono. Foto di rito. Bello questa occasione, dai. I fotografi hanno fatto il loro lavoro. Grazie, sì, davvero, e complimenti ancora a Mario Cannella, grazie a Stefano Lorenzetto. Passiamo al premio Masi per la civiltà Vene dal professor Andrea Rinaldo e consegna il premio alla presidente Isabella Bossi Fedrigotti. Ecco qua il premio, arriva alle vostre spalle. Complimenti professor Rinaldo, grazie. Possiamo fare un applauso. Bene, caro professore. Grazie mille. Vero, complimenti. Foto fatta, tutto a posto, e allora passerei, grazie professore, al premio Masi per la civiltà veneta al gruppo Stevanato, e invito Franco Stevanato, consegna il premio Paolo Possamai, grazie, e il premio arriva come sempre, ecco qua. Ricordiamo che non hanno solo questa bottiglia ma la botte, è vero Sandro, però ecco, andare via con una botte era un po' faticoso. Grazie mille. Grazie. Complimenti. Questo è il campione. Che onore. Bene. E infine, grazie per le foto, il premio internazionale, sì, può riaccomodarsi qui, Stevanato, dove crede. Il premio internazionale Masi per la civiltà del vino a Yuko e Shin Kibayashi, e consegna il premio a Federico Castellucci con Sandro Boscaini. Grazie, ecco il premio che arriva alle vostre spalle, e un grande applauso anche a voi. Allora, io davvero vi ringrazio, come al solito succede che rapisco alla fine il presidente Sandro Boscaini, vi diamo già appuntamento per la 43esima edizione, grazie davvero a tutti. E Sandro, noi ci incamminiamo perché siccome abbiamo parlato di prospettive, dobbiamo guardare al futuro, e mi devi dire che cosa abbiamo in mente per l'anno prossimo. Beh, è ancora presto per dire, ma sicuramente le nostre giurie lavoreranno sodo per trovare dei nomi così importanti, così prestigiosi. Ma ci sarà una novità, ci auguriamo di poter aprire